Sul caso Venezia ovviamente non desidero dare nessuna indicazione, per quanto riguarda i nomi eventuali ancora c'è molto tempo, abbiamo tempo per riflettere su una nuova candidatura, quindi avremo modo di pensarci. Sono trascorsi 10 giorni da quando è stata resa pubblica la cessata collaborazione che Beatrice Venezzi avrebbe dovuto iniziare ad ottobre con la Fenice. Il sovrintendente Nicola Colabianchi è a Treviso per la presentazione della 52esima edizione del concorso internazionale per cantanti Toti dal Monte, di cui presiede la giuria. Ma inevitabilmente non si può non parlare di quale aria tiri a teatro, compreso il suo rapporto con l'orchestra. Io la vedo quotidianamente, l'orchestra non abbiamo avuto un confronto diretto dal punto di vista dialettico, ma l'orchestra sta facendo le prove. Ieri ero alla prova del nuovo concerto che ci sarà da venerdì sera, quindi con il maestro Axelrod, un bellissimo programma americano. Se nell'ultimo periodo il rapporto di Colabianchi con l'orchestra è stato teso, è anche vero che il sovrintendente ha deciso di annullare le collaborazioni future con Beatrice Venezzi proprio dopo aver definito inaccettabili alcune dichiarazioni della direttrice verso i musicisti rilasciate durante un'intervista ad un quotidiano argentino. Una decisione, quella di Colabianchi, che evidentemente non è stata presa a cuor leggero. L'umano poi quando hai un ruolo rilevante passa in secondo piano, perché il ruolo deve avere una predominanza sulle scelte, sulle decisioni, su quello che è più opportuno o meno opportuno fare. Quindi l'aspetto umano sì, sicuramente può aver generato qualche delusione, ma fa parte anche del mestiere, noblesse oblige.